Il futuro del mercato veneziano è un futuro che noi auguriamo roseo, però non possiamo pensare di non essere attori ovviamente di questo processo. Oggi noi come FIAIP Venezia, in questo momento come negli altri anni, andiamo a parlare con le amministrazioni perché il territorio è ampissimo. Ovviamente si va da Chioggia fino a San Michele al Tagliamento, quindi sono 150 chilometri dove ci sono tantissimi comuni con le loro specificità, con i loro piani edilizi, urbanistici ovviamente, con il loro piano di investimenti. Però proprio questo rapporto, la fortuna nostra è che le nostre agenzie sono delle sentinelle del territorio. Cosa vuol dire? Siamo interpreti di quello che è la richiesta del mercato. Abbiamo una città è particolarmente attrattiva per le giovani coppie, allora lì bisogna fare delle case previste almeno con le 3 camere, con il giardino, perché molto probabilmente si inserirà un nucleo familiare. Quindi, un altro esempio, sulle coste c'è una richiesta di appartamenti con le piscine, perché c'è stato un periodo storico dove per esempio il mare non era accessibile per via delle alghe, parliamo di moltissimi anni fa, però sono nati qui residence, cioè sono piccole specificità dovute a un mercato mutevole, perché oggi le dinamiche del mercato sono velocissime, noi però possiamo ovviamente essere artefici di queste dinamiche ed essere anche ovviamente protagonisti, cioè il mercato non lo fa soltanto l'investitore, non lo fa soltanto l'amministratore, lo fa la domanda e l'offerta. Quindi noi mettendoci in mezzo in questo processo, ovviamente è un processo che può essere soltanto virtuoso, perché se andiamo a costruire, se andiamo a dire ai nostri investitori investite su tipologie di case che ovviamente poi non andranno vendute, ovviamente noi non stiamo facendo il nostro bene, il nostro lavoro, perché è una filiera che poi si interrompe. Oggi invece il mercato è stato estremamente anche dinamico, proprio perché ha capito quali sono le dinamiche del mercato e delle richieste del cliente. Quindi se ovviamente io per carità sono un ottimista di natura, probabilmente le notizie che oggi ci sono, quando si diceva abbiamo finito il Covid, sembrava che l'immobiliare non avesse più speranze e invece abbiamo registrato 2 anni veramente fantastici. La guerra ci ha riportato indietro, però lo stesso non ha frenato la voglia di andare in vacanza, quindi affittare locazioni turistiche piuttosto che compravendite. La crisi di mercato e inflazione, nonostante tutto, non ha rallentato in questo primo trimestre del 2023 un po' le vendite, ma non le ha fermate. Cioè noi siamo sempre in guerra, scusate, nel senso che siamo estremamente umorali, cioè nel senso come va il mercato si vede che ci sono proprio dei nervosismi all'interno del mercato che portano ad avere l'asticella più alta o più bassa delle compravendite. Però se noi guardiamo il dato medio, comunque lo vediamo sempre con un trend positivo. È vero che vediamo da 2 anni molto molto belli, perché anche il fattore dei tassi bassi, che adesso ovviamente si sono alzati, l'accesso al credito adesso è diventato un po' più restrittivo. Però bisogna anche pensare che siamo un paese virtuoso, un paese di formichine, nonostante oggi ci bombardino con questi concetti della casa green. Noi le case le stiamo già facendo green, cioè nel senso è vero che abbiamo un patrimonio di case vetusto, anche centro storico, tutto quanto, però investimenti importanti li abbiamo già fatti. Ricordiamoci che siamo comunque una provincia e una regione molto attiva sulla parte green con il fotovoltaico, con il consumo del suolo, penso al Veneto 2050. Quindi a noi queste problematiche, tra virgolette, non ci fanno un baffo, nel senso che è vero che di rimbalzo le risentiamo, però è anche vero che il mercato immobiliare è sempre stato visto come un bene diffuso e questo l'abbiamo visto anche dalla crisi che è stata impressionante 2008-2011, che sebbene abbia rallentato non si è mai bloccato. Abbiamo visto che con il Covid, nonostante siamo stati chiusi, sono stati rimessi i bonus o quant'altro e il settore dell'edilizia è stato quello trainante portando sui 6 punti percentuali di PIL di crescita. Noi
con l'immobiliare abbiamo fatto 2,5 punti. Quindi ricordiamoci che il settore immobiliare è un settore che è in salute, per quanto ce ne vogliono dire è in salute, quindi il mio messaggio ovviamente non può essere altro che ottimistico e positivo.